La nostra comunità parrocchiale non solo è ferita per la tragica scomparsa del suo figlio Nino Calabrò insieme alla fidanzata Francesca Di Dio nella lontana Inghilterra, dove stavano cercando di costruire un futuro affettivo e professionale. Il nostro amore però vuole essere più forte di quella morte inflitta loro attraverso la furia folle omicida di una persona che sconterà una pena e che affligge anche la sua famiglia naturale insieme alle due famiglie delle nostre vittime. Tuttavia, nell'amore che è più forte della morte, nella misericordia che è più forte del male, vogliamo rendere lode al Signore e ringraziare tutti coloro che in maniera pronta, generosa, amorosa stanno rispondendo all'appello materiale per il rientro, il rimpatrio delle salme in Italia e per dare loro una degna sepoltura. Credo sia questo, si può consolarci, il messaggio più bello, il frutto più bello di questo sacrificio inaspettato dei nostri giovani, che si inserisce proprio durante questo periodo natalizio, dove nel Verbo di Dio, nel Figlio di Dio che prende carne, si capisce come la salvezza con la sua forza riguardi l'uomo nella sua interezza, corpo, anima e spirito. E noi come famiglia ecclesiale vogliamo aiutare spiritualmente questa famiglia, lo stiamo già facendo, li sto sentendo personalmente quasi ogni giorno con la mamma della vittima. Il prossimo 29 dicembre alle 19 nella nostra parrocchia di San Rocco in Calderà ci sarà una veglia di preghiera e poi vogliamo senz'altro anche procedere a livello di aiuto materiale con quella raccolta di fondi che ha creato anche un'amalgama e una profonda unità nel nostro tessuto sociale. Ecco, così diviso e scompattato da quella che è stata la pandemia, con tutte le sue conseguenze, da quella che a volte può essere anche una visione della vita parziale, che però ci riporta alla realtà dei fatti, con dei tragici eventi e ci fa capire che da soli nessuno ce la può fare. Un santo Natale tra la gioia e il dolore, tra questa permanente lotta tra il male e il bene, consapevoli però che l'amore di Dio è infinito, il male invece ha la sua finitudine.